Libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.31 e giovedì 1 giugno. Domani non andremo in onda, domani si fa festa della Repubblica e di tutto ciò che vi contorna. Ergo andiamo subito al sito di radiolibertà.net, alla pagina Facebook di Radio Libertà, trovate il palinsesto quotidiano come sempre e vi ricordo potete vederci anche sulla app, sul canale 252 e tutte le modalità che avete già sperimentato, YouTube, Facebook eccetera, oltre che ascoltarci sul digitale DAB. Intanto abbiamo la prima pagina dell'agenzia ANSA che si apre con la cronaca nera. Trovato il cadavere di Giulia, il fidanzato ha confessato, uccisa al 7° mese di gravidanza. La lite con l'uomo, la scoperta di una relazione con un'altra donna, anche lei rimasta incinta. Gli ultimi messaggi sabato sera. Il tutto alle porte di Milano, in Lombardia. Stati Uniti, la Camera approva l'aumento del tetto al debito, l'altro titolo, il secondo dell'agenzia ANSA di stamani, un passo cruciale, dice il presidente degli Stati Uniti, Biden. L'Ucraina, bombe russe nella notte a Kiev, almeno 3 morti, anche 2 bambini tra le vittime. Muore a 92 anni Emilio Rigamonti, il re della Bresaola, in Valtellina, Sondrio, lo storico salumificio, peraltro era diventato da tempo brasiliano, porta ancora il nome di famiglia. La Roma tradita dai rigori, Siviglia vince l'Europa League e poi la questione della Corte dei Conti e il governo. Il ministro degli affari europei Fitto ieri ha detto nessuno scontro tra noi e la Corte dei Conti. Il ministro per gli affari europei coesione sud PNRR Raffaele Fitto in conferenza stampa ha dichiarato che nessun paese ha ancora chiesto la quarta rata del PNRR. Domani Fitto incontra l'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, e poi le regioni. Lavoriamo a ridurre i tempi per raggiungere il risultato di modificare il PNRR e investire tutti i soldi il prima possibile, anche prima del 30 agosto. Ancora in primo piano sull'agenzia ANSA, il cantante Zucchero dice me ne frego della moda e del politically correct e il Presidente della Repubblica il 7 giugno andrà a Parigi, da Macron all'Eliseo, dopo l'inaugurazione della mostra Napoli a Parigi al Louvre. Il Made in Italy entra la pasta, 50 articoli di Made in Italy, l'ok del Consiglio dei Ministri, poi lo vediamo un po' meglio. Trovato il corpo, altra notizia di cronaca nera, della ragazza dispersa nel fiume in Calabria. Il cadavere è stato rinvenuto a breve distanza dal punto in cui era caduta in acqua. L'ipotesi che non abbia avuto la forza di riemergere sia morta annegata. Di nuovo l'economia, le parole di Visco sul PNRR, dice il governatore della Banca d'Italia, fare in fretta, troppi ancora i giovani precari. Sul piano PNRR miglioramenti possibili, necessario un confronto con Bruxelles. Contro l'inflazione tutti devono contribuire. Non comprate più nulla. Visco sottolinea utile il salario minimo per la giustizia sociale. E poi il paese è uscito dalla crisi e dalla pandemia meglio del previsto. A proposito di economisti, il Senato ha approvato le dimissioni di Carlo Cottarelli, eletto col PD. Il vostro lavoro, ha detto Cottarelli, è fondamentale. Scusate, vado a farne un altro. Mentre Elly Schlein, segretaria PD, ha fatto una diretta Instagram ieri di 8 minuti, mettetevi comodi, noi non ci fermiamo, il cambiamento non è un pranzo di gala, ha detto ancora Schlein, citando parzialmente Mao Zedong, abbiamo un lavoro lungo da fare,
e sul PNRR vengano in Parlamento a dirci cosa vogliono fare. È inaccettabile usare i soldi per produrre armamenti, però il PD voterà sì a questo tema in Europa, anche se la segretaria dice no. È inaccettabile usare soldi per produrre armi, per le zone alluvionate serve un commissario che conosce i territori. Era compito suo e di Bonaccini hanno mandato indietro fior di milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio, non sapevano cosa farsene come amministratori della efficientissima, perfetta, solida Emilia Romagna. L'audio con Trump che discute di un file segreto portato via, titola ancora l'agenzia ANSA, documento classificato del Pentagono su potenziale blitz in Iran. Gli Stati Uniti, a proposito, che espellono il Kosovo da un'esercitazione militare dell'Alleanza Atlantica della NATO. 2 militari italiani intanto rientreranno in Italia, le loro condizioni migliorano. Il Kosovo viene rimbrottato, diciamo così, o perlomeno il premier kosovaro Kurti viene rimbrottato dagli Stati Uniti, che sono sempre stati al suo fianco e al fianco del Kosovo indipendente. E ancora allerta maltempo, violenti nubifragi in Sardegna. E terza notizia di cronaca nera a chiudere la prima pagina dell'ANSA dal Piemonte, dal quartiere Aurora a Torino. Trovato un corpo nel bagagliaio, l'autopsia non rileva tracce di violenza, non ci sono segni violenti su Marco Conforti, 56enne imprenditore di Castagneto Po, il cui cadavere è stato rinvenuto nel baule di un'auto parcheggiato nel quartiere Aurora a Torino. Servirà l'esame tossicologico per chiarire le circostanze del suo decesso. Per quanto concerne il Made in Italy, abbiamo visto è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in una nuova bozza di 50 articoli l'elenco del Made in Italy. Entra anche la pasta. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge. Il testo prevede, tra l'altro, un fondo sovrano a sostegno delle filiere strategiche, scrive l'agenzia ANSA, riassumendo il contenuto del disegno di legge sul Made in Italy. Il liceo Made in Italy, su cui Giorgia Meloni insiste da tanto tempo, e misure di lotta alla contraffazione e di promozione dei prodotti italiani. Nasce dunque un fondo sovrano con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro per promuovere le filiere strategiche, scrive l'agenzia ANSA. Lo annuncia una nota del Ministero per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, spiegando che il provvedimento porta disposizioni per valorizzare e promuovere le produzioni di eccellenza, le bellezze storico-artistiche, le radici culturali nazionali come fattori da preservare e trasmettere per la crescita dell'economia. È un testo di 50 articoli, entra come novità una commissione tecnica con l'obiettivo di effettuare indagini, approfondimenti, redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo della pasta di semola di grano duro, allo scopo di consentire ai produttori di darne corretta evidenza pubblicitaria nell'etichettatura del prodotto. Istituito poi il liceo del Made in Italy, per promuovere conoscenze e abilità connesse all'eccellenza dei prodotti e della tradizione italiane, attraverso un percorso liceale che dia competenze storico-giuridiche, artistiche, linguistiche, economiche e di mercato idonee alla promozione e valorizzazione dei settori produttivi nazionali che tengano conto delle specifiche vocazioni dei territori. Così sempre il Ministero di Urso fa sapere sul disegno di legge Made in Italy approvato dai ministri. La disciplina del percorso di studio partirà entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'avvio del nuovo ciclo scolastico del liceo del Made in Italy è previsto per l'anno 2024-2025, il prossimo anno scolastico. Al fine di promuovere il raccordo tra il nuovo liceo Made in Italy e le imprese, favorendo l'inserimento degli studenti, è istituita una fondazione denominata Imprese e Competenze per il Made in Italy. Così l'agenzia ANSA, a proposito invece dell'audio con Trump, i pubblici ministeri federali hanno ottenuto una registrazione audio di un incontro estate 2021 in cui il già ex presidente Trump riconosce di aver trattenuto un documento riservato del Pentagono su un potenziale attacco all'Iran. Insomma, non sanno più cosa fare per metterlo nelle gabole il buon Trump. E diamo uno sguardo anche ad Agospia prima di andare ai quotidiani di oggi. L'apertura è con la chiacchierata di Chiambretti ieri sulla Stampa di Torino, l'abbiamo citato velocemente l'intervista. Ha osservato banalmente Piero Chiambretti che chi lascia la RAI, come Fazio, Annunziata e compagnia molto bella, non va mica sulle montagne sarde, si sposta dove ha mercato, cioè va a fare un altro lavoro ben pagato. Chiambretti tira calci a Fazio e ai fazzisti vari e avariati che denunciano Telemeloni.
Non sento venticelli autoritari, non è stato cacciato nessuno e nessuno è rimasto disoccupato. Vedo che in giro ci sono agenti molto efficienti che riescono a garantire spazi confortevoli ai propri assistiti. Io, quando fui fatto fuori dalla RAI, rimasi fermo 2 anni, altro che il fazietto e l'annunziatella. Nessuno si indignò o scese in piazza, ma non è che mi sentissi un martire. Ellis Line doveva sì attaccare la destra, ma anche tenere unite le due ali del suo partito. In questo momento mi pare invece che sia la miglior compagna di lotta di Giorgia Meloni. Così. Piero Chiambretti intervistato. Intanto fai la prima Mossad, scrive Dagospia, a proposito dell'affondamento della barca sul Lago Maggiore. In una nota ufficiale il Mossad, l'agenzia dei servizi segreti israeliani, conferma di aver fatto rientrare la salma dell'agente morto nel naufragio sul Lago Maggiore. Sembra anche logico, per la verità. Comunque abbiamo perso un caro amico, un impiegato dedicato e professionale. A causa del suo servizio all'interno dell'organizzazione non è possibile approfondire oltre. Se l'uomo era davvero un pensionato in gita sul lago, come un turista, il Mossad faceva volatilizzare il cadavere con un aereo di Stato? Si domanda Dagospia, cercando del losco in questa storia. Con ciò lasciamo Dagospia, diamo un'occhiata anche alle altre agenzie di stampa molto velocemente. ADN Cronos apre la sua prima pagina con: trovato il corpo di Giulia Tramontano, il fidanzato ha confessato, scomparsa in quel di Milano, a Senago, in Brianza, e poi ancora in primo piano Al Pacino di nuovo papà, quarto figlio a 83 anni, il Made in Italy, l'abbiamo visto prima, e poi ancora il PNRR, Meloni dice cruciale per l'Italia. Sguarderello anche all'agenzia AGI, quella dell'ENI, trovato il cadavere di Giulia Tramontano, indagato il fidanzato, il Siviglia ha vinto sulla Roma, l'abbiamo già visto, nessuna autopsia sui corpi degli 007 annegati nel Lago Maggiore. C'è dell'osco dunque, come scrive Dagospia. I carabinieri hanno sentito come testimoni 19 agenti dei servizi italiani e israeliani. Si sono limitati a qualificarsi come funzionari governativi. Già rimpatriata la salma dell'ex agente del Mossad morto. Mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia AGI, Kosovo, l'allarme di Borrell, non possiamo permetterci un'altra guerra, ma questa è vecchia perché l'abbiamo vista già ieri, la dichiarazione del cosiddetto ministro della cosiddetta Unione Europea. Con ciò lasciamo anche l'agenzia AGI. Andiamo a vedere velocissimamente la prima pagina di Tempi, l'home page, tempi.it, oggi alle 9.15 con noi Emanuele Boffi, il direttore. Utero in affitto, il tema d'apertura: i figli non si comprano, non si vendono, non si donano. Aurelio Mancuso, coordinatore della rete No GPA, gestazione per altri, ex segretario dell'Arcigay, spiega a Tempi il suo appello contro la maternità surrogata. A sinistra, dice Mancuso, mi danno del fascista, ma serve una discussione. Elly Schlein apre al confronto nel PD. Poi ci sono tanti altri temi, ma li vedremo più tardi. Intanto diamo uno sguardo anche alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Come sempre iniziamo da Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, che su questo tema apre la sua prima pagina. La gestazione per altri. Il 19 giugno il testo sarà in aula alla Camera, ma il primo sì sulla maternità surrogata come reato universale è arrivato ieri in Commissione Giustizia, coi voti della sola maggioranza di centrodestra. La proposta di legge Varchi, deputata di Fratelli d'Italia, prima firmataria, punisce la cosiddetta GPA, gestazione per altri o utero in affitto, già vietata in Italia, anche se eseguita all'estero da cittadini italiani. Previsto il carcere fino a 2 anni, multe fino a 1 milione. Da Azione, il partito di Calenda, Gelmini e Carfagna si dicono favorevoli al reato universale, mentre prosegue la raccolta di firme della rete No GPA. Tra i firmatari anche Maria Pia Garavaglia, storico nome della Democrazia Cristiana, Goffredo Bettini, eccetera. L'altro argomento, Visco, che dice sì al salario minimo e il governo dice no ai giudici sul PNRR. Nelle considerazioni finali il governatore Banca Italia lancia messaggi forti sul tema lavoro. Un compenso sotto cui non scendere, cioè il salario minimo, può rispondere a esigenze di giustizia sociale, ha detto Visco, ma in Italia tutto si è arenato col cambio di governo. Per Meloni la soluzione migliore è il taglio del cuneo fiscale.
Messaggi anche sulla riforma fiscale, sul PNRR, non c'è tempo da perdere, ha detto inappuntabilmente e da par suo il governatore di Banca d'Italia. Sul piano europeo c'è il conflitto con la Corte dei Conti. L'emendamento del governo ne limita i controlli della magistratura contabile. Concomitante voleva essere la magistratura contabile e la Corte dei Conti, cioè mentre agisci tu, agisco anch'io, governiamo in due. Oggi i giudici ricevuti a Palazzo Chigi, le opposizioni protestano. Vergogna. Intanto arrivano dati incoraggianti sul prodotto interno lordo. È cresciuto del più 0, naturalmente, più 0, e tutti fanno festa per il primo trimestre sul calo dell'inflazione. Con ciò lasciamo la prima pagina di Avvenire, andiamo a vedere il Corriere della Sera, l'apertura del quotidiano di Via Solferino a Milano e sulle riforme il richiamo di Visco, salario minimo, il governatore di Banca Italia l'ha detto nelle considerazioni generali. I giovani vanno ascoltati, i giovani vanno aiutati. È ineccepibile, è inappuntabile, è straordinariamente da par suo il discorso di Ignazio Visco. L'economia italiana ha capacità di reazione, ma è importante che la riforma del fisco abbia le necessarie coperture. Anche questo è certamente inappuntabile. Per quanto riguarda la pernacchia europea, il PNRR, non c'è tempo da perdere. Si tratta di uno snodo cruciale per migliorare la nostra economia, ha detto il governatore di Banca Italia, anche in questo caso in maniera assolutamente, certissimamente, comunquemente inappuntabile. E sui controlli dei fondi dell'Unione Europea il governo blocca la Corte dei Conti tra le proteste dell'opposizione. La rivoluzione non è un pranzo di gala, diceva Mao Zedong. Il cambiamento non è un pranzo di gala, diceva Mao Zedong, e in nome del comunismo si difende la Corte dei Conti, la magistratura contabile, è la nuova frontiera del comunismo internazionale. Alla Ellis Line. Difendere la Corte dei Conti. Mentre sul prodotto interno lordo l'Italia cresce più degli Stati Uniti, gli facciamo un pernacchione appunto a Biden, e il pernacchio è anche l'argomento della vignetta di Giannelli sul Corriere della Sera. L'ha scoperta tutti che PNRR suona come una pernacchia. Infatti oggi il vignettista principe straordinario che fa ridere il mondo del Corriere della Sera, Giannelli, raffigura il ministro Fitto che si porta la mano destra alla bocca tenendola con l'altra mano, come Edoardo De Filippo quando insegna nella celebre sequenza cinematografica in cui insegna a fare il pernacchio. Ve la ricordate, Edoardo De Filippo? Che possiamo trovare facilmente su YouTube. Ecco, quando così fa Fitto nella vignetta di oggi sul Corriere della Sera. Si porta la mano alla bocca e fa un pernacchio che esce così in vignetta. Punto esclamativo, cioè pernacchio europeo. Fitto contro i controlli. Fa le pernacchie alla Corte dei Conti, il ministro Fitto. La frontiera della democrazia. Della Corte dei Conti, non solo della democrazia, la nuova frontiera del comunismo. Schlein tira dritto, non si può usare questa espressione perché è tipicamente fascista e non si può usare per la leader del PD che è tipicamente antifascista. Tuttavia il Corriere la usa lo stesso. Schlein tira dritto, osa titolare il Corriere della Sera. Che tirava dritto in Italia ce n'era solo uno, aveva la testa calva ed era uno che faceva arrivare i treni in orario, per cui un po' di rispetto, per favore. Tensioni nel PD dopo le amministrative. La segretaria Schlein risponde alle critiche, state comodi. La rivoluzione, scusate, il cambiamento non è un pranzo di gala, sono qui per restare. Hic manebimus optime. La leader del PD interviene anche sul conflitto in Ucraina. No ai fondi del PNRR per le armi, dice lei, però i suoi in Europa voteranno sì, che è un concetto di una chiarezza assoluta. Dico di no, ma voto sì. Chi è che faceva così? Mao Zedong? Anche lui, certamente. I democristiani? Anche loro, certamente. Il peggio del peggio? Anche loro, certamente. In ogni caso, lasciamo perdere l'ironia, che è una merce un po' avariata in questo paese pieno di salute, che sprizza salute da tutti i pori, con una crescita del più 0, ma vi rendete conto? Siamo cresciuti del più 0, meglio degli Stati Uniti, meglio di Marte, di Giove, di Urano, di Saturno e di Venere. Varese, naufragio degli 007, spunta la pista russa. Ma volete vedere che è colpa di Putin l'affondamento della nave in quel del Lago Maggiore? I misteri di un naufragio, scrive Andrea Galli, gli hotel dei russi sul Lago Maggiore e di Como, le ville, gli 007 italiani e del Mossad sul battello.
Vuoi vedere che è stato il Putin a fare affondare la barca sul Lago Maggiore? A Conselice intanto l'acqua si ritira nella ottima, eccellentemente guidata macchina di efficienza straordinaria Emilia-Romagna dei compagni tutti, l'ultimo dei quali è Bonaccini, ma la Schlein aveva la delega al territorio, all'alluvione, ma ha rimandato indietro 55 milioni di euro perché l'Emilia-Romagna non sapeva cosa farsene. Dobbiamo fare gli argini? No, siamo perfettamente a posto, si è visto. Conselice fa i conti con il dopo alluvione, non c'è più l'acqua ma le strade sono ancora piene di fango e di mobili ammassati e dei 1000 oggetti della quotidianità ormai inservibili. L'arciprete preferito da tutti gli italiani, Massimo Gramellini ovviamente, che non gli basta scrivere il caffè sul Corriere della Sera, va in TV con l'amico Fazio, siccome Michele Santoro ha detto che Fazio è un coglion, ha detto delle gran stupidaggini, allora Santoro è un cretino. Santoro anzi è la cuccagna della destra. Se Santoro si permette di criticare Fazio e Annunziata, fa un favore alla destra. L'arciprete ragiona facile, ragiona semplice e pulito. Il Fatto Quotidiano apre la sua prima pagina con la questione delle armi. PNRR in armi. Il PD dice no, però vota sì, che è una cosa ineccepibile. Cioè la segretaria dice no, però il suo partito, di cui lei è la segretaria, vota sì, perché la rivoluzione non è un pranzo di gala. Cosa c'entra? Niente, però fa bene ai giovani. La furbata, oggi gli Eurodem approveranno l'ASAP. Cos'è l'ASAP? Lo scopriremo soltanto andando a pagina 4 e 5 del Fatto Quotidiano di oggi. Il trucco bellicista. La Schlein dice noi siamo contro la spesa del PNRR, dei soldi PNRR del pernacchio europeo in armi. Non vogliamo usare i soldi PNRR per le armi, però votiamo sì. Il partito è diviso, farà un emendamento contrario destinato alla bocciatura, poi però voterà a favore. Pensate che meraviglia. Il PD farà un emendamento contrario per farselo bocciare e poi voterà sì. Il voto sull'ASAP all'Europarlamento. Per spiegare con nettezza, scrive Salvatore Cannavò sul Fatto Quotidiano, la scelta del PD a Bruxelles bisogna avere chiaro che la politica militare europea è saldamente socialista. Cioè, del resto non stupisce, la Cina e la Russia dei bei tempi, anzi l'Unione Sovietica, erano fortemente militarizzate. In ogni caso, il comunismo non è che ripudia le armi, tutt'altro le usa nel senso di emanazione del partito del socialismo europeo. La triade dei documenti fondamentali che disegnano il volto dell'Unione Europea in materia militare porta la firma di 3 esponenti del gruppo dei socialisti europei. Che a questi qui piacesse la guerra l'avevamo capito anche in Italia fin dai tempi di D'Alema e delle bombe su Belgrado. Ci voleva un leader ex comunista, lo disse Cossiga chiaramente, per buttare le prime bombe dopo la fine della seconda guerra mondiale in Europa contro un regime già comunista che era quello jugoslavo. Ci voleva un D'Alema e infatti così fu. E ci voleva anche un Mattarella che disse mai uranio impoverito abbiamo usato. Lo disse qualche anno dopo, però lo disse, negò. Negò l'evidenza, tant'è vero che divenne Presidente della Repubblica. È uno dei requisiti per far carriera in Italia. Negare l'evidenza. Tra i primi tentativi di elaborare una strategia europea, scrive il Fatto Quotidiano, c'è quello risalente al 2003 di Javier Solana e compagnia bella. Insomma, il Fatto Quotidiano oggi sottolinea questo aspetto, che il PD ama la NATO, non lo sapevamo, pensa un po'. La questione europea oggi, l'escalation militare di matrice socialista è stata compiuta negli ultimi anni, dal 2003 in avanti, e intanto oggi si vota in Europa questo provvedimento per utilizzare i fondi del PNRR per produrre armi da mandare all'Ucraina. Una ebina, Ellie Schlein, dice basta produrre fucili, ma il suo gruppo non si opporrà. Sulla guerra in Ucraina il PD ha 2 punti fermi. Non abbiamo dubbi sul pieno supporto all'Ucraina con ogni mezzo necessario per la difesa, tipo le fionde o il fischio, così si mettono a fischiare per assordare i soldati russi, no? Gli ucraini, tutti lì, fischiano e quelli là si confondono e tornano a Mosca, tornano a casa. Così come siamo favorevoli all'avanzamento di una difesa comune europea, però la difesa va fatta così, a parole, cioè dobbiamo dialogare per difenderci, no? Quindi niente armi. Ellie Schlein appare in diretta a Instagram, rigorosamente in bianco, pochi minuti nei quali risponde a chi in questi giorni l'ha data per quasi finita.
Il cambiamento non è un pranzo di gala, ha detto Elly Schlein, mettendo la parola cambiamento al posto della rivoluzione, che era invece l'originale di Mao Zedong. Mettetevi comodi, abbiamo un lungo lavoro da fare, eccetera, eccetera. Ma l'intento principale della segretaria è quello di spiegare la linea sul voto di oggi sull'ASAP in sigla. Significa Act in Support of Ammunition Production, cioè la legge che supporta la produzione di armi. E dice Elly Schlein, non è accettabile usare le risorse del PNRR per produrre munizioni e armamenti. E invece la stragrande maggioranza della delegazione del PD in Europa ha appena deciso di dire sì al voto finale sul provvedimento che aumenterà di 500 milioni di euro i fondi per incrementare la produzione di armi. Presenteranno prima una serie di emendamenti che chiedono di non usare per questo i fondi del PNRR della coesione europea. Sanno che gli emendamenti saranno bocciati e poi voteranno sì. Una meraviglia, una cosa favolosa. Ci voleva Elly Schlein per fare questa politica che perfino i democristiani si vergognerebbero, ma i democristiani nel senso peggiore del termine, non nel senso migliore della parola. Fatta fuori la Corte dei Conti, la spesa è ferma sul recovery, il governo non cede ed esautora i giudici contabili, della cui essenzialità ci siamo accorti tutti, no? In questa storia della Repubblica Italiana. Se non ci fosse stata la Corte dei Conti saremmo rovinati. Infatti abbiamo il debito più alto del mondo, quasi più o meno, e tante altre belle specialità come sprecare i fondi pubblici e via dicendo. Se non ci fosse la Corte dei Conti l'Italia sarebbe un colabrodo. Il processo Regeni alla Corte Costituzionale, dice il GUP, la legge Cartabia alimenta l'ostruzionismo del governo egiziano, commenta il Fatto Quotidiano, sempre con tanti complimenti ai migliori, al governo dei migliori di cui la Cartabia era ministra di giustizia, premier. L'inappuntabile e il migliore dei migliori, Mario Draghi. In primo piano ancora sul Fatto Quotidiano cosa c'è? Il commento di Marco Travaglio sulle lingue retrattili, le lingue dei leccaculi ovviamente. Abbiamo sempre tifato per Elly Schlein da ben prima che diventasse segretaria del PD. Ma un vero amico, quando l'altro sbaglia, glielo dice. Infatti l'avevamo avvisata che a fingersi morto per sopravvivere bastava Enrico Letta. Ora che Schlein ha perso le comunali, cioè le elezioni più propizie al PD, ci sta ancora più simpatica, perché a Travaglio gli piacciono quelli che perdono. Anche perché i giornaloni, tipo Conte, anche perché i giornaloni che per 3 mesi l'avevano pompata come un incrocio fra Dolores Ibarruri, Indira Gandhi e Golda Meir, ora che ha seguito tutti i loro consigli, gridando al fascismo, difendendo Fabio Fazio, sposando il bellicismo e nascondendo il tutto con supercazzole da assemblea studentesca, e beh, adesso già la scaricano col classico calcio dell'asino. Sono lingue retrattili, leccaculi che però quando serve tirano indietro la lingua. Prima leccano e poi retraggono la lingua. Lasciamo con ciò il Fatto Quotidiano e andiamo a vedere il giornale. Il giornale di Berlusconi e Angelucci. La prima pagina è dedicata all'opposizione surrogata. È un titolo abbastanza complesso. I supplenti del PD in crisi, la Schlein che rassicura, mettetevi comodi, noi restiamo qui, restate lì che ci fate un favore, dice Giorgia Meloni, ma il PD è ininfluente. Visco, Banca Italia ruba il lavoro a Elly Schlein e critica Meloni su salari e riforme. Anche Landini ne approfitta, un altro di quelli buoni, stipendi e fisco, dalla CGIL arrivano solo no. Sul PNRR, giudici contabili in agguato. Ci sono i magistrati della Corte dei Conti che sono lì dietro l'angolo, in agguato, pronti ad azzannare le chiappe del ministro Fitto e di tutti gli altri. Il governo costretto a limitare i controlli. La deriva di Banca d'Italia e i dubbi sulla successione a Visco e poi il MES che arriva al traguardo con Tremonti che dice niente rapine, la macchina del MES arriva al traguardo. Non usiamola per fare rapine, suggerisce l'ex ministro dell'economia Tremonti, il quale chiude il cerchio, scrive ad Alberto Signore sul giornale. L'11 luglio 2011 fu Tremonti che firmò per l'Italia il trattato istitutivo. Ora guida la Commissione Esteri che valuterà la ratifica. È stato creato per gli Eurobond e ha cambiato strada il MES, sostiene Tremonti.
Meloni e Salvini nel 2012, quando ci fu l'ok del PDL, non erano in aula, il no dell'attuale ministro Crosetto, le astensioni di Foti, Sisto, Ravetto, insomma si vedrà. Alla Camera il 30 giugno, via libera per metà luglio. Siamo gli unici dell'Eurozona a mancare, con la Grecia servì solo alla Troica, con l'Italia a chi servirà il MES? Così sul giornale di oggi. Mentre sempre dal giornale di oggi un fondo da 1 miliardo, la spinta per il Made in Italy, l'abbiamo visto prima, e poi Unione Europea, multe per chi rifiuta i migranti ricollocati, 22.000 euro per ogni migrante non ricollocato. È una stima su cui sta lavorando la Commissione Europea per mettere d'accordo gli Stati sul meccanismo di solidarietà. I ricollocamenti non sono obbligatori, ma tocca pagare, scrive il giornale in prima pagina. Poi lo vediamo un po' meglio a pagina 6. E intanto, sempre dalla prima pagina del giornale, Luca Fazzo, il cronista giudiziario. Palazzo Chigi si rivolge e risponde a Matteo Renzi: nessun politico è stato spiato. Intercettano? Certo che intercettano. Per scoperchiare il vaso sulle attività occulte dei servizi segreti è servito il libro di 2 giornalisti che di barbe finte se ne intendono, Gigi Bisignani, Paolo Madron. Vedremo anche questo tra pochissimo meglio a pagina 9. Intanto la questione dell'Europa, multe sui migranti non ricollocati, ma l'Italia non ci casca. Proposta una sanzione da 22.000 euro ai paesi negligenti, per l'Italia è soltanto un tampone. Meloni al contrattacco per provare a cambiare il patto migrazione nel suo complesso. Tutti nella Commissione europea sapevano che la cifra ipotizzata per rimodellare il sistema di accoglienza avrebbe fatto discutere. Dopo settimane di negoziati a Bruxelles, il tema migratorio ha rubato la scena. Alla fine l'idea, in parte svedese, scrive il giornale, di risarcire i paesi di primo approdo dei migranti che non vengono aiutati dagli altri membri con 22.000 euro. Una sorta di rimborso automatico che sarebbe pagato dai furbi che si sottraggono al ricollocamento dei migranti. Ma Roma non ha mangiato la foglia, noi non ci facciamo portare via con l'anello al naso, siamo italiani. E il 29 e il 30 giugno al Consiglio europeo il premier Meloni proverà a spiegare quello che gli Sherpa italiani hanno già fatto presente ieri, cioè che bisogna cambiare il patto di migrazione e asilo. Auguri e baci dalla terra dei Feaci. Mentre a pagina 9 la questione degli spioni, il sottosegretario Mantovano ha replicato a Matteo Renzi su presunte intercettazioni abusive. Il tema è stato rilanciato da Matteo Renzi appunto in un'intervista. Il tema è stato definito da lui un'emergenza democratica, cioè le intercettazioni preventive dei servizi segreti a carico di parlamentari e giornalisti. Se è vero, sono state minate le basi della democrazia, ha detto Renzi. Tutto nasce, scrivono i giornalisti Bisignani e Madron nel libro I potenti al tempo di Giorgia, da un avviso giunto a Giorgia Meloni poco prima del suo arrivo a Palazzo Chigi. La vincitrice delle elezioni era stata informata di forme di controllo telematico di vari personaggi che ruotavano intorno al suo mondo. Si parlava di oltre 400 utenze captate. Vero o falso? Lo scrivono Madron e Bisignani nel loro libro, appunto. Abbiamo fonti plurime, dice Madron. Esiste un'indagine della Procura di Roma generata da una denuncia contro ignoti presentata dal ministro Crosetto per accessi abusivi a caselle WhatsApp. In questa inchiesta sono stati già sentiti diversi testimoni. Ci sono giornalisti vittime del sistema, ma anche giornalisti complici che ricevono dai servizi segreti soldi o altra utilità. Insomma, hanno scoperto che i servizi segreti forniscono notizie ai giornalisti. Capirai che scoperta. Giuseppe D'Avanzo su Repubblica era un giornalista che riceveva notizie dai servizi segreti e faceva gli scoop. Gianluigi Nuzzi, com'è che faceva lo scoop su Abbiamo una banca? Gliel'hanno fornita i servizi segreti con le intercettazioni di Fassino. E la stessa cosa per i libri sul Vaticano. Caro amico, dicono i servizi, vai in Svizzera, c'è una valigia piena di documenti, puoi fare un bel libro sul Vaticano. Funziona così, ogni testata più o meno ha i suoi giornalisti che ricevono roba come cassetta delle lettere dai servizi segreti, i quali, per conto di qualcun altro, hanno magari necessità di far uscire determinate notizie.
È sempre accaduto così. Hanno scritto ovviamente il vero Bisignani e Madron, è una cosa ovvia. Il problema è che per legge le intercettazioni preventive degli 007, che non possono essere usati nei processi, in procedimenti giudiziari, devono passare dapprima per il via libera da Palazzo Chigi e poi dalla Procura Generale di Roma. Attualmente l'autorità è Alfredo Mantovano, Palazzo Chigi, che ieri si è precipitato a garantire di non avere mai autorizzato alcuna intercettazione a carico di politici. Lui, Renzi, dice di non aver mai visto una sola riga che riportava intercettazioni preventive. Bene, vale il principio di cui sopra. Negare l'evidenza per far carriera. Mi sembra evidente e chiaro che funzioni così. È uno dei requisiti negare l'evidenza. Mentre lasciamo la prima pagina del giornale, andiamo a vedere anche il quotidiano nazionale, Giorno, Nazione, il resto del Carlino. Da Banca Italia la spinta al salario minimo è il titolo d'apertura, e poi in cronaca de Il Giorno su Milano, io faccia a faccia con il rapinatore a Milano in via Toffetti. Mi ha stretto le mani al collo. A proposito di Milano, Porta Venezia, Milano Pride, LGBTQ+, eccetera, un mese di eventi. I residenti sono abbastanza incazzati. L'ira dei residenti, scrive Il Giorno in questo caso, mentre Piantedosi visita la Romagna, ministro dell'Interno. Il Mattino di Napoli apre invece su un tema sul quale batte molto, l'autonomia regionale. È un orrore, è uno schifo, ci porta via soldi al sud. Allarme della Banca d'Italia. Anche il governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, nella sua relazione esprime dubbi sui costi del progetto dell'autonomia regionale. In Senato la proposta, ora una commissione di inchiesta, Fratelli d'Italia e Forza Italia che si schierano con l'opposizione. Intanto sui fondi per il PNRR arriva la stretta sui controlli della Corte dei Conti. Il monito del governatore ha riguardato anche giovani e donne del Sud. Servono misure strategiche, bisogna far crescere il Mezzogiorno. È inappuntabile. Se c'è una persona più inappuntabile tra gli inappuntabili ed eccellente tra gli ottimi in Italia è sicuramente il governatore della Banca d'Italia. Quando parla lui è un libro stampato, non c'è una roba che si possa contestare. Sicuramente occorrerà accrescere la capacità di impiegare i giovani e le donne. Dobbiamo fare di più per impiegare più giovani e più donne. Ma chi si sentirebbe di dir di no? I cui tassi di partecipazione in tutte le aree del paese sono davvero modesti, ha detto inappuntabilmente, ineccepibilmente, comunque mente il governatore di Banca d'Italia Visco. Nel Mezzogiorno i tassi di occupazione sono più bassi d'Europa, ha detto Visco. Ma voi vi sentireste di smentire? Ma non è possibile. Ed è anche profumatamente pagato il governatore di Banca d'Italia, se proprio volete saperlo. Il passaggio sul sud del governatore di Banca Italia Visco è l'unico riferimento territoriale contenuto nelle 48 pagine, non una di più, non una di meno, delle sue considerazioni finali. Tutt'altro che trascurabili, scrive il quotidiano napoletano. Mentre va in pensione la prima donna tra i falchi di Napoli della polizia, la Ramba. Io, prima donna tra i falchi, Daniela Panzera, va in pensione. Per quanto concerne invece il discorso delle autonomie, è piuttosto interessante quello che mette in luce il Mattino di Napoli, l'allarme della Banca d'Italia sui costi dell'autonomia. Il Senato ora propone un'inchiesta. Vediamo un po' meglio. C'è da fare già l'inchiesta, la commissione di inchiesta, prima ancora di aver fatto un passo in direzione dell'autonomia. Cominciamo a indagare su quello che non funziona già prima di mettere in opera l'autonomia. Indaghiamo sull'autonomia prima che l'autonomia entri in vigore. Questo mi sembra anche questo una bella trovata. Le frasi dei governatori di Banca Italia vanno lette in controluce, ci ammonisce il quotidiano Il Mattino. Soprattutto quelle pronunciate in occasione delle considerazioni finali. Bastano poche parole, un'alzata di sopracciglio. Se il buon Visco alza il sopracciglio, tu devi capire cosa voleva dire per esprimere dubbi, paventare rischi, dare avvertimenti al governo di turno. Ieri Visco non ha fatto eccezione. Al governo ha lasciato un monito. Occhio ai costi per i conti pubblici di due riforme. La prima è la riforma del fisco. È evidente che per tagliare le tasse servono coperture certe. La seconda è l'autonomia regionale differenziata. Si discute ancora poco di questo, specie per quanto riguarda l'impatto che la cessione di 23 competenze dello Stato a Veneto e Lombardia potrebbe avere sui conti pubblici. Nei prossimi anni, ha detto Visco,
Dopo aver ricordato quanto sia pesante il fardello del nostro fantastico debito pubblico, nei prossimi anni, ha detto Ignazio Visco, ogni eventuale aumento di spesa o riduzione di entrata, anche nell'ambito di riforme già annunciate, quali quella del fisco o dell'autonomia differenziata, non potrà prescindere dall'identificazione di coperture strutturali adeguate, certe, sottolinea il Mattino. Di certo però, fino ad oggi c'è il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata, che non prevede stanziamento di bilancio per coprire i divari territoriali e per assicurare che, una volta che una quota rilevante del gettito fiscale sia stato trasferito a Lombardia e Veneto, restino soldi sufficienti per garantire che la macchina statale abbia ancora benzina per camminare. Insomma, il Mattino ha paura che se tu porti via le uova anzi il contrario, che se lasci le uova della gallina d'oro, vi ricordate il vecchio manifesto della Lega Nord, quello della gallina dalle uova d'oro, la Lombardia, il Veneto, il Nord, se tu lasci le uova alla gallina che le produce, gli altri cosa mangiano? Dove la fanno la frittata? Gli altri, se tu gli porti via le uova, anzi se gli lasci le uova al nord, alla gallina dalle uova d'oro. Visco non è il primo a esprimere questo dubbio. La questione dei soldi è già prepotentemente emersa. Alla rilevata del servizio bilancio del Senato è nata una polemica sulla manina contro l'autonomia. Lo ha detto la Commissione europea, anche lei, nel suo report sull'Italia. Lo ha ribadito Confindustria. E questo sorvolando sulla Svimez, eccetera. Il tema è enorme, scrive il Mattino di Napoli. Il centro analisi Svimez, che ha prodotto mirabilissime analisi in tanti anni sul Mezzogiorno d'Italia, ha calcolato che se il Veneto ottenesse le 23 materie richieste sulla base di quello che dice la Costituzione, sia ben chiaro, perché tutti dicono che questa Costituzione è il non plus ultra, è il meglio del mondo, è la più bella del mondo. Nel 2001 quello che era la sinistra, diciamo, la modificò in questa direzione, cioè per la possibilità di dare 23 materie alle regioni che lo chiedessero, l'hanno voluta loro, adesso è diventata uno schifo, un pericolo, una roba orrenda, perché lascia le uova d'oro alla gallina che le produce. 23 materie, se il Veneto le ottenesse, potrebbe trattenere il 90% del gettito IRPEF. E se tu lasci il 90% del gettito delle tasse alla Lombardia e al Veneto, semplicemente l'Italia non esiste più. L'Italia deperisce, muore, si secca, non ha più niente da mangiare. Capito come funziona? Lo Stato si regge su quei cucù del nord che lavorano e che producono. Le galline dalle uova d'oro, così a leggere il Mattino, non lo dico io, lo dice il Mattino di Napoli, perché il pericolo è quello. Ma non è una lettura leghista, adesso lasciate perdere l'ironia. Se seguiamo questo ragionamento, questo si deduce, che tu non puoi evitare di spremere le regioni produttive, perché se no il resto dell'Italia che fa? S'attacca al Sudafrica? S'attacca al Maghreb? S'attacca al Nord Africa? Sudafrica è troppo lontano. S'attacca alla Tunisia? Che famo? Il centro analisi diretto da Luca Bianchi ha calcolato che se il Veneto ottenesse, ripeto, le 23 materie richieste, scrive il Mattino, potrebbe trattenere il 90% del gettito IRPEF maturato sul territorio, lasciando allo Stato italiano solo il 10%. Adesso facciamo un ragionamento base proprio terra a terra. Ma se io, diciamo così, produco 100 e voglio trattenermi 90, se sono un individuo, secondo voi è sbagliato o è giusto? Datevi la risposta. Perché per legge divina io dovrei essere costretto a dare tutto a uno che spreca, che non produce, che magari non lavora, a volte, talora, non generalizziamo, però in linea generale, se ci sono 20 entità, diciamo, che fanno parte di un condominio e ce ne sono 2 che producono e 18 che insomma arrancano, 15 o 13, quel che l'è, perché quei 2, 5, 6 devono lavorare per tutti? Non è logico, non è corretto, non è giusto. Vediamo dei meccanismi più giusti, più o meno, insomma, il tema è enorme, dice giustamente il Mattino. Visco ha alzato il sopracciglio su questo tema, attenzione, perché il sopracciglio di Visco è più importante delle esigenze produttive del paese. Il governatore fa parte della commissione CLEP, questa è una bellissima trovata, la commissione per definire
i livelli essenziali delle prestazioni. È un gruppo di 61 esperti, capitanati dall'inossidabile professor Cassese, che dovranno appunto valutare tutti gli aspetti, quelli economici della riforma e soprattutto definire i livelli essenziali delle prestazioni da garantire uniformemente su tutto il territorio della uniformissima Repubblica Italiana, a partire da quelli finanziari, fino ad oggi rimasti sottovalutati, perché il tema dell'autonomia differenziata è stato assegnato soltanto alla Commissione Affari Costituzionali. Adesso potrebbe scendere in campo anche la Commissione Bilancio. La senatrice dei 5 Stelle, vicepresidente del Senato Mariolina Castellone, ha proposto lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui profili finanziari dell'autonomia differenziata, una richiesta che non è caduta nel vuoto a sorpresa, anzi, a dirsi d'accordo con la senatrice del Movimento 5 Stelle, udite udite, aprite bene le orecchiuzze, a dirsi d'accordo con la senatrice 5 Stelle Castellone, che ha proposto lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sul quattrino relativo all'autonomia differenziata, sono stati Fratelli d'Italia e Forza Italia, cioè gli alleati della Lega nel governo di centrodestra. La senatrice Mennuni di Fratelli d'Italia ha sottolineato che la Commissione Bilancio deve essere una sede utile per fare l'istruttoria e l'approfondimento sulla delicata questione degli effetti finanziari dell'autonomia regionale. Anche il senatore di Forza Italia Lotito ha formulato considerazioni perché è opportuno un approfondimento, ha detto il presidente della Lazio, alla luce del carattere epocale di una riforma come quella prospettata, cioè in soldoni sui costi dell'autonomia il Senato propone un'inchiesta e Fratelli d'Italia e Forza Italia si schierano con l'opposizione, cioè coi 5 Stelle che chiedono appunto frenate il più possibile sull'autonomia finanziaria. Secondo voi che fine fa questo bellissimo progetto? Così una domanda retorica. Mentre dal mattino andiamo al Tempo di Roma, qua il tempo passa, a proposito del tempo, nessun ritardo sul PNRR, lo garantisce il governo, il ministro Fitto, il governo al lavoro, cambieremo quello che c'è da cambiare, utilizzeremo tutti i soldi, faremo dell'Italia un paese modello per l'utilizzo delle risorse pubbliche, per infrastrutture, per il progresso, per tutto. Mentre Meloni sprona i suoi avanti col premierato e poi c'è 1 miliardo per il Made in Italy, l'abbiamo già visto. Dal Tempo passiamo a Repubblica. Repubblica decide di mettere in luce l'allarme del governatore Visco sul PNRR e poi la nuova battaglia del comunismo internazionale, la difesa della Corte dei Conti, un emendamento del governo limita i controlli, scandalo, che vergogna. Nel suo ultimo intervento il governatore Visco incalza il governo. Sul recovery PNRR, il pernacchio europeo, non è male, però troppo cabaret, scusate, perdonateci, qui ogni tanto ci facciamo prendere la mano. E questo era il PNRR. Insomma, era l'aspetto sonoro, la definizione sonora del PNRR, con calma però, perché se no, insomma, va bene tutto, però fare una rassegna stampa alla Alvaro Vitali mi sembra un po' esagerato. Vabbè, torniamo seri britannici, adesso facciamo una rassegna stampa in inglese. Sul recovery, coordinarsi con l'Unione Europea, riforme, salario minimo, eccetera. Da Repubblica passiamo alla consorella, Agnelli Elkan, ovvero La Stampa di Torino, la quale apre con il PNRR. Il governo sfida i giudici, anche qui c'è in primo piano questa battaglia del comunismo internazionale. Mao Zedong lo aveva previsto. Arriverà un giorno, disse Mao Zedong nel suo libretto rosso, se non ci credete controllatelo, tutti hanno a casa il libretto rosso di Mao Zedong. Se non ci credete controllate, perché a un certo punto Mao Zedong scrive nella sua opera fondamentale, appunto il libretto rosso, che arriverà un giorno in cui in Italia il comunismo internazionale prenderà corpo attraverso una battaglia epocale, la battaglia per difendere la Corte dei Conti. Lo diceva Mao Zedong, lo ha ricordato ieri Elly Schlein, che invece che rivoluzione ci ha messo la parola cambiamento, non è un pranzo di gala, però insomma il nuovo fronte, la nuova frontiera del comunismo internazionale è la difesa dei magistrati della Corte dei Conti e tutto il proletariato freme perché è pronto a scendere in piazza anche con le armi per difendere i magistrati della Corte dei Conti. Tutto il proletariato internazionale, proletari di tutto il mondo, unitevi per difendere i magistrati della Corte dei Conti. Concita De Gregorio, molto da par suo, si occupa di maternità surrogata. Questo no è un divieto da ricchi, una proposta. Facciamo finta per 8 minuti, scrive
Conchita De Gregorio, di non vivere in Italia. Proviamo a mettere in ordine quel che si sa sulla maternità surrogata, sottraendo la materia al consueto duello ideologico per cui la destra è contraria, la sinistra è a favore, con ampie zone di eccezioni e di intersezioni legate all'influenza della religione cattolica. Torniamo al rodeo, volendo, senza dimenticare però che è dannosissimo in un ambito così delicato, un tema che riguarda le vite individuali e di ciascuno, il proprio e l'altrui corpo, la libera scelta, la vita, la sua assenza, con corollari spesso di grande dolore intimo. Io vi devo confessare che non ci riesco a capire niente quando scrive, cioè devo fare una fatica terribile per capire quello che scrive Conchita De Gregorio. A pagina 13 andiamo al sunto, perlomeno speriamo che sia riassunto bene. Il divieto di maternità surrogata è a favore dei ricchi, perché i ricchi se lo possono permettere. Allora, facciamo una bella cosa, mettiamo la maternità surrogata tra i LEP o LEA, tra i livelli essenziali delle prestazioni o i livelli essenziali dell'assistenza. Diciamo che la maternità surrogata va garantita dal Servizio Sanitario Nazionale a tutti, a chiunque ne faccia richiesta, gratis. Ogni proibizionismo è un pericolo per chi ha meno soldi e favorisce pratiche illegali. L'Italia piange la denatalità, ma poi non riconosce i figli delle coppie arcobaleno. Se vietiamo la maternità surrogata facciamo un favore ai vendola, ai ricchi in generale, che se li vanno a comprare i figli, esborsando un sacco di soldi. È giusto? No. Ma anche le droghe, per esempio, perché dobbiamo vietarle? Rendiamole gratis di Stato per tutti, perché sennò se le possono permettere solo i ricchi. Oddio, vale sempre meno perché ormai si drogano tutti. Andate a farvi un giro nel Parco delle Groane e vedete quanta gente che lavora normale, non stiamo parlando di ricchi, quanta gente normale, magari c'ha il furgone oppure è in giro per lavoro, fa una sosta, va dal marocchino di turno e si compra la droga. Parco delle Groane, Brianza, Cogliate, Misinto, Ceriano, Lazzate e tutti quei bei paesetti lì. Una volta idillici, pieni di contadini indigeni, adesso pieni di indigeni idioti che consumano droga, che viene giustamente loro fornita dagli spacciatori, per lo più marocchini e nordafricani. Non è questione di etnia, è questione di specializzazioni. Quelli fanno bene, siccome c'è il mercato, gli fornisco ciò che il mercato chiede. O sbaglio? Mi sembra giusto, è la legge della domanda e dell'offerta. Però, ragionando alla De Gregorio, potremmo statalizzare il tutto. A sto punto statalizziamo. Creiamo un paese di drogati e di gente che vuol far figli a tutti i costi. Così creiamo e perpetuiamo una serie di zombie che possono perfettamente vivere nel futuro con l'intelligenza artificiale. Bellissimo, bellissimo quadro. E il reddito di cittadinanza, più o meno. Tanto non produce più nessuno in questo paese, non preoccupatevi. Quei 4 tentativi per dare ascolto al paese produttivo li buttiamo tutti nel cestino, a furia di commissioni, come diceva in un mirabile pezzo tanti anni fa, la solfa era già nota e conosciuta, il buon Raimondo Vianello, c'era lo sketch, no, nel quale non lo mandiamo in onda adesso, per carità, però insomma ve lo ricordate, no? Questo qua diceva il problema c'è, certo stiamo facendo la commissione, eccetera, eccetera. Ecco, i tentativi di rendere produttivo il paese li deleghiamo alle commissioni che non producono un cacchio e intanto andiamo verso il paese degli zombie, dove non produrrà più niente nessuno, ma saranno tutti in giro a drogarsi, a far figli con maternità surrogate e compagnia bella. Un bellissimo paese. Perdonate questa deviazione, diciamo così, oscurantista, complottista, negativista. Bisogna essere positivi e ridere molto. Cosa c'è da ridere in prima pagina sulla Stampa di Torino di oggi? Tanta bella roba, compreso anche il buongiorno di Mattia Feltri. Il pazzo contro umano, dove si parla di un nostro amico che ci tiene su di morale, ovvero il senatore Claudio Borghi Aquilini. Il senatore Borghi, scrive il figlio di Vittorio Feltri sulla Stampa, e lo dico subito, a me sta simpatico, è uno dei non tanti leghisti con cui. Oh, ma sei figlio di Feltri, sei il figlio di un nume tutelare del giornalismo italiano e mi scrive uno dei non tanti leghisti con cui si possa ancora avere una conversazione, con cui si concorda con Borghi, quindi c'ha ragione Mattia Feltri probabilmente. Non è un plurale con cui concorda, ma un singolare. Detto questo, è uno dei pochi con cui si può avere una conversazione Claudio Borghi, perché come sapete gli altri leghisti, dura avere una conversazione con un leghista mediamente. Borghi è uno dei pochi con i quali si può ancora avere una conversazione, scrive Mattia Feltri. Se lo scrive lui io ci credo. Il senatore Borghi dunque ieri ha pubblicato una foto e l'ha commentata
così. Tutto molto logico. Sei a Roma, davanti a Montecitorio, vicino al Pantheon, e ti metti in coda da Starbucks. Anche a Milano, in piazza Cairoli, c'è un bellissimo Cordusio? No, cos'è? Cairoli? Cordusio, non Cairoli. In piazza Cordusio c'è un ottimo Starbucks. Ottimo. A chi piace è ottimo, a chi non piace fa schifo. Comunque, uno Starbucks americano che era dentro un bellissimo palazzo, però quello delle poste. È molto bello. In ogni caso, Claudio Borghi ironizzava: ma come sei a Roma, sei vicino al Pantheon, a Montecitorio, e ti metti in coda per avere il caffè di Starbucks? Ma sei un cretino? Immagino, scrive Mattia Feltri, che sia soltanto un'altra scaramuccia della guerra persa dalla Lega contro la catena americana di caffetterie, guerra combattuta con le seguenti formidabili armi: il nostro caffè è 1000 volte più buono, viva il Made in Italy, difendiamo le eccellenze italiane. Ho sempre pensato che le eccellenze italiane si difendano benissimo da sole, se tali sono, scrive Feltri Junior, che poi tanto Junior non è più perché adesso ha i bei 55-60 anni. Comunque, ho sempre pensato che le eccellenze italiane si difendano benissimo da sole, se tali sono, e che bere un caffè di Starbucks equivalga a oltraggiare l'espresso napoletano quanto leggere Whitman sia oltraggio a Dante. Cioè, cosa vogliamo fare? Vogliamo dire che solo noi abbiamo lì poeti e lì scrittori. Il problema però sta diventando ulteriore, scrive Feltri Mattia, e cioè non è dire con melodrammatica irritazione: i grilli mangiateveli voi, io preferisco i pizzoccheri alla valtellinese. I supermercati, i ristoranti, i menù esistono proprio perché uno prende i grilli e un altro i pizzoccheri, e non c'è bisogno di farci su tanta filosofia. Già 5 anni fa, eccolo il problema, Matteo Salvini aveva considerato sua prerogativa politica criticare una coda fuori dallo Starbucks di Milano, quello di cui sopra, in Piazzale Cordusio. Ma neanche se mi pagano, non ho parole, commentava Salvini. E cioè, commenta il Feltri piccolo, nemmeno davanti alle lunghe file di avventori gli viene il dubbio di avere ingaggiato la battaglia più insensata dell'ultimo trentennio. E torna alla memoria la storiella di quel tale che entra in autostrada e dopo aver sentito alla radio che c'è un pazzo contromano protesta. Fosse uno, sono 2000. Che ineccepibile battuta. Quindi, senatore Claudio Borghi è uno dei pochi leghisti con i quali si può avere una conversazione. Ma, argomenta Mattia Feltri, gratta gratta è un coglione come Salvini. Quindi uno che sembrava uno col quale potevi avere una conversazione e magari riesci anche ad averla, alla fine è un leghista, è un coglione, come Salvini. Intanto lasciamo con questa considerazione, e se lo dice Feltri io ci credo, c'è poco da dire, Feltri Junior, andiamo alla verità di Maurizio Belpietro, la quale pone in evidenza il mortadella. Abbiamo visto ieri professor Romano Prodi, volgarmente detto mortadella, che esce dal frigo. È bella però l'immagine, la metafora, la mortadella che esce dal frigo. Come titola la verità di stamattina. Per fortuna che esistono i giornali. Una volta si diceva, beh insomma, peccato che non li facciano di carta crespata fine perché serve nei luoghi di decenza, diciamo così. Poi dicevano ancora ulteriormente, ci si può incartare le uova. Adesso invece i giornali servono per ridere, per star su di morale, per avere degli spunti in direzione del più sfrenato umorismo. La mortadella esce dal frigo, attenzione, è un'immagine che a un bambino di 5 anni lo diverte un casino e scopre che c'è la dittatura. Prodi denuncia il rischio autoritarismo per i giri di valzer in Rai. Così a botta. Chi è che è nato oggi in musica? Che musica c'è? Ascoltiamo, perché qualcuno mi dice che qua parli troppo, una rassegna stampa va fatta in silenzio. Questa è un'idea. Da domani no, perché siamo tutti in festa per la Repubblica, per la meravigliosa Repubblica Italiana. E guardatevi il film Una vita difficile a proposito di Repubblica Italiana. Dino Risi, un gigante, uno che oggi l'avrebbero arrestato 102 volte, comunque uno dei grandissimi, aveva fatto questo film stupendo con un Alberto Sordi colossale che interpreta un partigiano, un giornalista partigiano comunista, Silvio Magnozzi, e una grandissima Lea Massari, che è ancora viva, la grandissima Lea Massari, ha 90 e passa anni. Andatevelo a cercare, purtroppo, e questo vi dà la misura, no? Made in Italy, la cultura.
Purtroppo il film non lo trovate né su Rai Play né su alcuna piattaforma Mediaset, eccetera, lo trovate su Google Play. Poi uno parla male degli americani? Google Play, 2,99 barra 3,99 €, vi vedete un capolavoro in alta definizione, in HD. Bello, bellissimo, per celebrare la Repubblica. Oggi chi è che tocca alla musica? Sentiamo un po'. Simon Goldberg. Cioè ci devi spiegare tutto adesso, non te la puoi cavare così. Federico Borsari, che saluto e ringrazio in regia, ci devi dire di tutto e di più. Chi è oggi, qual è il musicista, quale pezzo sentiamo e perché. Nasceva oggi Simon Goldberg nel primo giugno. Simon con la Z? Sì, il 1 giugno 1909, è stato un violinista e direttore d'orchestra statunitense. Dov'è che negli Stati Uniti. Simon, SZ, Simon, SZY. Che bel nome complesso. Simon Goldberg. Bach, concerto brandeburghese numero 2 in Fa maggiore, l'Allegro. Complimenti Federico, perché fai sempre delle scelte meravigliose con il calendario in mano. Nasceva oggi? Hai detto sì. Allora, aspetta un attimo. Sì, ma adesso lo facciamo partire con calma, perché qua è tutto artigianale. Questa è un'osteria dove si mangia roba genuina. Partiamo con la sonatina e la minore di Schubert. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 € annui.
Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Resta ancora fortemente instabile il tempo su almeno mezza Italia, caratterizzato dalla formazione di frequenti focolai temporaleschi. Temperature stazionarie. Nella prima parte della giornata i maggiori disturbi saranno a carico della fascia tirrenica del paese, delle isole maggiori e del sud. Altrove il tempo sarà in genere più soleggiato. Nel pomeriggio si accenderà fortemente l'instabilità sui rilievi settentrionali su tutte le regioni tirreniche e lungo la dorsale appenninica, con fenomeni anche diffusi. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Allora, chiedo venia perché ho annunziato in maniera sbagliata quello che sarebbe stato il secondo brano che Federico ha ottimamente scelto, Federico Borsari in regia, per la nostra colonna sonora musicale. Allora, abbiamo ascoltato prima una sonatina in La minore per violino e pianoforte, il primo movimento, l'allegro moderato di Franz Schubert, un genio compositivo straordinario, un grandissimo musicista spesso sottovalutato. Al violino Simon Goldberg, al piano un altro gigante della tastiera, Radu Lupu. Simon Goldberg nasce oggi, 1 giugno del 1909, purtroppo è già defunto nel 1993, è stato violinista e direttore d'orchestra statunitense, però in realtà è nato a Wrocław, scusate la pronuncia che è impossibile, Wrocław, e non è ironico ma è proprio così, è un nome impronunciabile della Polonia centrale sul fiume Vistola. E però poi è stato naturalizzato statunitense. Quindi abbiamo conosciuto Simon Goldberg, vagamente ebraico il cognome, e peraltro violinista eccelso, come avete sentito prima. Cresciuto a Varsavia, infatti, si trasferì nel 17 a Berlino e poi diventò americano. Un grande, e che ascolteremo poi dopo, anzi lo ascoltiamo subito, il pezzo numero 2, pezzettino, questo è celeberrimo, tra i celeberrimi, concerto brandeburghese numero 2, fa maggiore di Bach, l'allegro, Simon Goldberg e la Netherlands Chamber Orchestra. Attenzione, siccome noi abbiamo un computer che ha più o meno l'età di Adamo, se non che anche di Eva probabilmente, si imputtana, per usare un verbo molto elegante, diciamo così. Per cui ce l'ascoltiamo dopo. Adesso andiamo avanti con la rassegna stampa. Poi non è colpa di nessun umano. Sì, qualche umano sì, però lasciamo perdere. Di chi è colpa, non importa, tanto il futuro è radioso. Andiamo di nuovo alla verità. La verità si apre con questa metafora interessante, la storia del mortadella che esce dal frigo e scopre che c'è la dittatura, raccontata ai bambini dai 4 ai 5 anni. Prodi denuncia il rischio dell'autoritarismo per i giri di valzer in Rai e per il fatto che non si è ancora nominato Bonaccini commissario, perché deve gestire lui i soldi per rimediare a ciò che è stato fatto male, no? Mi sembra logico. Avete magnato, avete governato, magnato, distrutto il territorio. Chi deve gestire la ricostruzione? Voi. Ridicolo, forse si è dimenticato che cosa hanno combinato lui e i suoi compagnucci, scrive inappuntabilmente da destra Maurizio Belpietro. La Schlein vota contro i soldi del PNRR per le armi all'Ucraina. No, non vota contro, vota a favore, ma dice che bisognava votare contro, che è molto più raffinato come discorso. Se non vogliamo che il Kosovo esploda, ammonisce poi la verità, ascoltiamo Djokovic, il tennista, invece che insultarlo. Taglio alto Marcello Veneziani. Sulla festa del 2 giugno stavamo concependo qui in radio una iniziativa per festeggiare adeguatamente la Repubblica Italiana, che riguarda anche i monumenti italiani. Ne parlavamo poco fa, ma non possiamo dirlo in diretta perché altrimenti ci arresterebbero tutti. Comunque, la Repubblica che i partiti non hanno fatto diventare patria, la festa del 2 giugno. A pagina 5 c'è la riflessione di Marcello Veneziani che fa gli auguri a una repubblica non ancora patria. I concetti di nazione e di identità non trovano posto nella nostra Carta Costituzionale, la più bella del mondo, che è espressione delle ideologie e del linguaggio del Novecento. Bisognerebbe cambiarne il dettato per renderla finalmente viva e sottrarla allo sfascismo trasversale, scrive
La Verità, che poi ci fa comparire a pagina 4 Alessandro Manzoni, il nostro nume tutelare fantastico. Vi prometto che quella roba là della lettura integrale dei Promessi Sposi la facciamo. Allora, l'introduzione e il primo capitolo sono già pronti, bisogna stabilire in quale giorno, in quale orario, però direi che o a mezzogiorno o al pomeriggio. Mezzogiorno però è un orario un po' strano per leggere i Promessi Sposi. E poi bisogna podcastarla assolutamente, perché uno se la può tirare giù quando vuole, se l'ascolta quando vuole. Il podcast dei Promessi Sposi va fatto. Bisognerebbe fare anche pubblicità, diffondere l'iniziativa, ma qui è già tanto, se riusciamo lasciamo perdere, in attesa del futuro migliore che arriverà senza dubbio e a breve. In ogni caso, appunto, questa cosa si farà. Vedremo in che giorno e in che orario, bisogna deciderlo. Mezzogiorno mi sembra un po' difficilotto, un po' poco fuori logica. Cioè, uno cosa fa? Accende la radio a mezzogiorno e sente i Promessi Sposi. Mi sembra un po' strano. Preferirei un orario serale, preserale. Non lo so, quello è il problema, dove collocarla. Dateci dei suggerimenti. Quando è che vorreste ascoltare? A parte il fatto che poi sarà scaricabile col podcast, quando volete ve la ascoltate. Però in linea di massima chiedo suggerimenti a ascoltatrici e ascoltatori. 346 6427 756. A che ora secondo voi è meglio piazzare la lettura integrale dei Promessi Sposi? Tenete conto che mediamente ogni capitolo dura dai 50 minuti all'ora, quindi siamo proprio in un'ora, no? Primo capitolo, quello in cui Don Abbondio incrocia i due bravi e poi torna tutto incazzato e tremebondo da Perpetua. Il primo capitolo dura 48 minuti, 50 minuti, una roba così. A che ora lo mettiamo? Fermo restando che poi ve lo scaricherete e lo ascolterete come vorrete. Allora, siamo sempre alla prima pagina della Verità. La solita sinistra si incarta sulla razza e la destra segue. Parole proibite, scrive Alessandro Rico. La sinistra va in cortocircuito sul tabù della razza, che annichilisce le crociate buoniste, intesa bipartisan per abolire il lemma, la parola razza, dai documenti della pubblica amministrazione. Una lotta contraddittoria, perché può persino nuocere alle minoranze. E ricorda la polemica sulle parole proibite, la Verità. Il ministro Lollobrigida, che aveva parlato di sostituzione etnica, e il presidente Mattarella, che ha preso a sproposito Alessandro Manzoni per dire che nella visione di Alessandro Manzoni è la persona, in quanto figlia di Dio e non la stirpe, l'appartenenza a un gruppo etnico, a una comunità nazionale, a essere destinataria di diritti universali di tutela e di protezione. Cosa c'entri la questione dei gruppi etnici con l'opera di Manzoni lo sa solo Mattarella, a dire il vero. Però Alessandro Manzoni, ricorda La Verità, scrisse una d'arme, di lingua d'altare, di memorie, di sangue e di cor, parlando dell'Italia. Una d'arme, di lingua d'altare, di memorie, di sangue e di cor. Boh. E la Costituzione dice che i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, giusto appunto, di lingua e religione. L'abbiamo notato l'altro giorno. Tu puoi eliminare la parola razza dalle leggi, ma rimane in Costituzione. Quindi dovremmo eliminarla dalla Costituzione italiana, che parla di razza. A centropagina, questi sono i problemi veri, poi quelli che la gente sente come fondamentali oltretutto. L'FBI in Italia per la caccia alla spia russa, titola ancora La Verità. Vertice in procura a Milano tra agenti statunitensi e inquirenti per chiarire la fuga di Artem Us, realizzata grazie a un comando serbo. Si indaga anche su una cittadina italiana che gli ha curato l'acquisto del villino di Basilio. Questo lo racconta Giacomo Amadori, che è un altro di quei giornalisti che hanno spesso notizie dai servizi segreti. C'è niente di male, o meglio, non lo so, talvolta magari ci sarebbe anche di male, ma in ogni caso non importa, a noi ci interessa il succo delle storie, per usare linguaggi manzoniani, giusto appunto. Il sugo della storia. Agenti dell'FBI in Italia a caccia di Us, l'imprenditore scomparso che doveva essere estradato negli Stati Uniti, la spia russa evasa da quel di Milano. Un team di investigatori in procura a Milano si indaga su serbi che lo hanno fatto arrivare a Mosca e due donne misteriose. E lasciamo con ciò La Verità, anzi no, non la lasciamo perché c'è il pezzo di Martino Cervo. Il pacco del MES torna in aula, Forza Italia apre alla possibilità. Meloni al varco. Si avanza la data sul voto in aula al Parlamento sulla ratifica del MES,
Il ministro Tajani evoca il pacchetto sul fondo salva stati, caro a Giuseppe Conte questo termine, pacchetto. Il ministro Tajani chiede unità nella maggioranza. Per ora c'è il no di Lega e Fratelli d'Italia, anche in forza del voto di novembre 2022 contrario all'ok. Infine, un islamico lascia la scuola che rinnega la Pasqua, la lezione: se l'istituto cattolico non difende i suoi valori non vale nulla. La famiglia musulmana, residente nella Bergamasca, aveva iscritto il figlio in una scuola cattolica per la sua chiara impostazione religiosa. Ma dopo la scelta del preside di abolire la recita sulla Pasqua, i genitori hanno cambiato idea, dicendo: voi non rispettate il vostro Dio, non possiamo fidarci di voi. È andato a pescarla Giorgio Gandola questa storia. Mentre reintegra una psicologa non vaccinata, procedimento disciplinare contro il giudice. Non poteva mancare una notizia relativa alle punture in prima pagina sulla Verità. Mentre Libero apre con un titolo dedicato alla trappola europea sugli immigrati, la nuova beffa, quella di cui abbiamo detto prima, i ricollocamenti addio, nessun ricollocamento, cioè quelli che arrivano se li tiene l'Italia. I paesi europei ci offrono soldi per tenerci i profughi, 22.000 euro ogni migrante, la trappola europea, titola Libero. E già la Polonia dice: ma noi non pagheremo neanche i 22.000 euro, col cavolo che paghiamo 22.000 euro. Schlein minaccia: sono qui per restare. L'articolo di fondo di Sandro Iacometti, la resa dei gufi, l'economia italiana corre più di tutti, siamo allo 0, evviva evviva. Ricordate al PD che l'utero in affitto è riservato ai ricchi, scrive Renato Farina, l'agente Betulla, che indubbiamente coglie nel segno più di Concita De Gregorio, secondo noi fascisti, leghisti, di destra, infami, reietti, ma maggioranza nel paese. Ricordate ai Dem che l'utero in affitto è riservato ai ricchi, perché chi può comprarsi un figlio? Chi ha dei soldi. E nel migliore dei casi, anche nei paesi più a buon mercato come l'Ucraina, giusto appunto, sono comunque 20, 30, 40 mila euro. Chi ce li ha, ce li ha. Chi non ce li ha, il figlio lo dipinge sulla cartolina, oppure come l'organo di Baggio sul muro. Dipingi il figlio sul muro. Mentre sempre dalla prima pagina del quotidiano Libero, i giornalisti verso i soldi di La Sette, tutti gli epurati dalla RAI, sono arrivati i fascisti, questi si autoepurano, ma come diceva giustamente Chiambretti, non per andare a fare i briganti in Sardegna, farla brutta, o meglio, o peggio ancora i pastori in Sardegna, ma per andare a guadagnare fior di soldi da un'altra parte. Un altro autoepurato è il nostro arciprete preferito, Don Massimo Gramellini. Anche lui in fuga dalla RAI, se ne va probabilmente, già è di casa lì con il Corriere della Sera, è la stessa roba di La Sette, perché è lo stesso editore, cioè Urbano Cairo. Mentre Santoro frigna in TV per la sua pensione e mente sulle cifre. Questo è piuttosto interessante, a pagina 5. Se ne occupa Giovanni Sallusti, il tribuno scatenato, il teletribuno Santoro. Santoro frigna in TV per la sua pensione e mente sui numeri. Il giornalista non risparmia nessuno in TV da Floris. Se la prende con Mamma Rai, con i compagnucci Fazio e Annunziata, non li sopporto, con l'Inps e il fisco. Fazio non è vero che è stato 40 anni in Rai, lavorò per la 7, non fece una puntata a Telecom e andò via con una paccata di miliardi. L'Annunziata va via perché non è in linea col governo, ma fu presidente con Berlusconi. Dopodiché ha anche raccontato qualcosa di falso, secondo Giovanni Sallusti, sulla sua pensione. Lo sai qual è il mio lordo di pensione? Dice Michele Santoro, sono 1.970 euro. E poi, sai quanto prendo io? 900 euro, con parola chiave scandita. Dall'Inps però, poi avrai l'Inpgi, l'Empals, eccetera, insinua Floris. No, poi prendo l'Inpgi, però te e il romanesco è il segno linguistico che la misura è colma. Non ho capito un cacchio. Poi prendo l'Inpgi, però te sto spiegando un'altra cosa, se vuoi capire quello che sto dicendo. Cioè, in poche parole, l'Inpgi la prende per forza il giornalista, prenderà una pensione, no Santoro. Adesso va bene, lasciamo perdere i calcoli sulle pensioni di Santoro e chiudiamo dalla prima pagina di Libero con Vittorio Feltri. I genitori servono più degli psicologi, la ricetta per i nostri ragazzi che stanno male, al punto tale che ammazzano le professoresse o tentano di farlo in aula. Pensate un po'. Sto male, cosa faccio stamattina? Siccome sto male, prendo un coltellaccio, vado a scuola e accoltello la professoressa. Perché? Perché sto male. Perché? Perché c'era il Covid. È tutto logico, tutto fila, tutto è ragionevole.
Più che gli psicologi servono i genitori, scrive Vittorio Feltri. Anche in questo caso direi con qualche ragione, perché a bocce ferme, scrive Feltri, vorrei commentare quanto accaduto al liceo di Abbiategrasso. Uno studente, 16 anni, preso da raptus, accoltella l'insegnante di italiano e di storia, scrive Feltri. Ora è ricoverata l'insegnante all'ospedale. Il ragazzo aggressore agli arresti non era un fulmine di guerra, il suo rendimento scolastico scarso, la condotta lasciava a desiderare, forse attribuiva alla prof le proprie lacune, così che alcune mattine or sono ha pensato di vendicarsi, ha pugnalato la docente, la quale giace in un ospedale, pur in non gravi condizioni. La vicenda è stata descritta da tutta la stampa, definita inspiegabile. L'accaduto ha aspetti straordinari, difficili da interpretare. Anche il ministro Valditara sostiene che alla luce dell'evento drammatico sarebbe opportuno introdurre in ogni scuola uno psicologo per esaminare la testa, evidentemente malata, di molti studenti, incapaci di sottostare alla disciplina. Forse perché soffrono di un disagio che impedisce loro di accettare le regole tradizionali delle aule dove si dovrebbe imparare la letteratura e non sfogare la violenza adolescenziale. Personalmente, commenta Vittorio Feltri, non credo che questa sia la soluzione. Il problema è grave, ma non riguarda solo le teste calde. La ribellione giovanile non c'è nelle classi liceali, ma in ogni ambito sociale. Segnalo che i ragazzi di oggi, rispetto a quelli di un tempo, non vengono più educati con rigore nelle famiglie, dove la mamma lavora e non ha più tempo di seguire i figli, che crescono senza una guida ferrea. A voi vi sembrerà una roba fascista questa qui, retrograda? Ma c'è del vero, ovviamente, perché se uno cresce senza la mamma, il papà solitamente, tradizionalmente andava a lavorare, così succedeva una volta nel vecchio mondo, nel piccolo mondo antico, nel grande mondo antico, perché non era piccolo, era il mondo antico, quindi un grande mondo antico. Succedeva così, il papà badava alla famiglia, la mamma aveva compiti importantissimi, non da minimizzare. Cioè, crescere una persona, secondo voi, in dare dei valori, plasmare il futuro dell'umanità, è poca roba? È poco? È un compito infame, disdicevole, schifoso? No. Direi di no. La mamma lavora, invece oggi non ha più tempo di seguire i figli, che crescono senza una guida ferrea. Anche il padre non è più presente. Al momento della cena a tavola non si parla più, sempre che i tutti mangino insieme, perché può anche darsi che uno mangia un'ora, quell'altra un'altra, saluti e baci. Oppure non c'è per niente. Il genitore maschio guarda il TG o la partita. La femmina sminestra e quando si siede è sfinita, gli eredi smanettano sul cellulare, la conversazione langue, l'educazione, che si otteneva parlando, non è più possibile. C'è ben altro da considerare. Oggi i sedicenni spesso escono la sera e si aggregano a bande di sciamannati che ne combinano di tutti i colori. Organizzano scontri caratterizzati da spirito aggressivo, si feriscono, si combattono. Certe battaglie si svolgono per strada, durante la cosiddetta movida, fuori dalle discoteche. In sostanza i colpevoli di certe escandescenze non sono direttamente i nostri fanciulli, ma i modelli sociali in voga. È il gruppo che condiziona i comportamenti. Non tutti i ragazzi sono sbandati, per fortuna. Molti però, vuoi per la droga, vuoi per l'alcol, vengono sviati. Insomma, conclude Vittorio Feltri, i figli prendono da noi. O ci sforziamo di guidarli come noi eravamo guidati dai genitori, o non sarà uno psicologo scolastico a raddrizzare le gambe a chi le ha storte. Difficile dare contro a questa opinione, direi a naso, però è una mia opinione, quindi lecito averne altre, ovvio, come minimo. Intanto, Quotidiano di Sicilia, in Italia c'è boom per il business del turismo, ma Sud e Sicilia snobbano l'opportunità. Il giro d'affari nazionale da oltre 6 miliardi annui. Il Mezzogiorno non riesce a intercettarlo. Sarà colpa del Nord? E dei soldi che il Nord si trattiene o vorrebbe trattenere? Anzi no, è colpa del fatto che al Nord vorrebbero trattenersi i soldi. La sicurezza sul lavoro è ancora una chimera, scrive ancora il Quotidiano di Sicilia, 264 i morti nei primi 4 mesi dell'anno. Vediamo anche Italia Oggi. Il PD spara contro Schlein, Cooperlo, Gori, Sala, Emiliano, Castagnetti, perfino Parrini, che non so chi sia onestamente, attaccano la neosegretaria. Soltanto Dario Franceschini le corre in aiuto. Prodi è basito, Bonaccini se ne sta zitto. Era la sua vice, aveva anche insieme a lui la delega alla protezione del territorio, diciamolo, perché non è una banalità. Hanno rimandato indietro fior di soldi, non sapevano cosa farsene per la protezione del territorio. Emiliano Romagnolo,
che si è visto come era protetto. E adesso, giustamente, chi fa il disastro deve poi fare anche la ricostruzione, cioè gestire altri soldi. Mi pare ineccepibile. Bonus edilizi, cessione dei crediti incagliata, attive solo Intesa SP, sparcasse Enel X. E poi diritto e rovescio, la rubrica di prima pagina di Italia Oggi, il corsivo del lettore Magnaschi. Il Partito Democratico, per limitare lo strapotere dei vertici del partito, inventò le primarie, che sono lo strumento che consente anche ai non iscritti di eleggere il segretario nazionale. Questo meccanismo perverso mette il partito in mano ai suoi avversari. Quando fu eletto Renzi, un mio amico di Forza Italia si presentò al seggio del PD per votare. Gli amici del PD, del seggio, che lo conoscevano, gli dissero: ma tu cosa sei venuto a fare qui? Tu che sei anticomunista notorio e da sempre. La risposta fu: siccome mi date la possibilità di votarvi contro, spendendo solo 2 euro, ho approfittato dell'occasione per fare eleggere la persona che vi dà più fastidio. Con le primarie, infatti, commenta Magnaschi, non è che il partito viene ridimensionato, viene cancellato. Se un avversario conta come un militante, allora il partito non c'è più, come dimostra anche il caso Schlein. Per limitare il potere dei cacicchi, dei padroni, dei capi partito, insomma, basterebbe reintrodurre le preferenze, ma i cacicchi preferiscono perdere il partito che le poltrone e per questo non si fa. Lasciamo Italia Oggi, andiamo velocemente a vedere la prima pagina del Foglio. Il Foglio mette in evidenza e legge il discorso del governatore di Banca Italia come una promozione del governo e di Giorgia Meloni. Dopodiché c'è un commento di Giuliano Ferrara sulla RAI, gli epurati, i non epurati. Pietro Nenni diceva che a fare il puro trovi sempre uno più puro che ti epura. Saggezza romagnola, prettamente politica. Ora si assiste a uno spettacolo forse poco commendevole, ma molto divertente. La guerra degli epurati, attempati fratacchioni, come Fazio, e Auguste Badesse, Lucia Annunziata, se ne vanno dalla RAI perché la politica è ingorda. Ricevono il benvenuto altrove, come è sensato nei casi di successo e anche in quelli di mezzo successo, perché il mercato è il mercato, ma altri attempati profeti dell'epurazione non ci stanno. Protestano la loro condizione originaria e doc di epurati veri, come Santoro, contro le false vittime di un sistema accarezzato e confortevole negli anni duri del conflitto di interessi. Si tirano in ballo medaglieri, segnacoli, eccetera, eccetera. Insomma, è uno spettacolo divertente, questo dell'epurato e del più epurato di lui. Lasciamo il Foglio, diamo un occhio anche al Dubbio, il quotidiano degli avvocati italiani. Chi tocca l'abuso d'ufficio aiuta la mafia, l'anatema di pubblici ministeri e 5 Stelle contro la riforma che elimini l'abuso d'ufficio. Tutti a difendere con la solita fatua l'abuso d'ufficio. I garantisti rischiano la collusione con la mafia. Bella stupidaggine, scrive invece il Dubbio. E poi c'è la questione della surrogata, reato universale, l'utero in affitto, centrodestra compatto, opposizioni divise. I successi di Giorgia Meloni mettono a rischio la tenuta della maggioranza, scrive Paola Sacchi in retroscena sul Dubbio. E con questo lasciamo il quotidiano degli avvocati, torniamo brevemente al quotidiano di Pierluigi Magnaschi, a Italia Oggi, perché va segnalato a pagina 2 il bel commento di Luigi Chiarello sul Brasile. Gli amazzoniani, cioè gli abitanti dell'Amazzonia in Brasile, sono stati privati dal presidente Lula del diritto sulle loro terre. Il premier brasiliano ha capovolto la sua politica. Per qualche oscura ragione nulla accadeva mai 2 volte nello stesso modo in atmosfera. Le ripetizioni non erano mai esatte. Partendo da qui, Konrad Lorenz ebbe l'intuizione della teoria del caos, il cui assioma è: piccole variazioni rispetto alle condizioni iniziali producono in un sistema variazioni a lungo termine. E questo giustificava la famosa battuta: un battito d'ali di una farfalla in Brasile può provocare un uragano in Texas. Solo che in Brasile in questi giorni si muove un'intera foresta, l'Amazzonia. Nonostante al governo ci sia Lula, martedì scorso la Camera dei Deputati ha dato l'ok al cosiddetto quadro temporale. Questo limita gli indigeni nel loro diritto a rivendicare la terra su cui vivono.
solo se sono in grado di dimostrare che la occupano dal 5 ottobre dell'88, giorno di entrata in vigore della Costituzione. Insomma, ci voleva uno come Lula per far peggio di Bolsonaro, scrive Luigi Chiarello. Su Italia Oggi è degno di nota anche il commento a pagina 4 di Domenico Cacopardo sulla questione del ponte sullo stretto di Messina. Frenatori dannosi e patetici. Sono i politici che si oppongono alla realizzazione del ponte. Chiedo scusa, mi era caduta la penna sullo stretto di Messina. A favore, Domenico Cacopardo. Frenatori dannosi come coloro che ostacolarono l'autosole e l'alta velocità. Messina, scrive Cacopardo, può tornare alla ribalta nazionale, europea, internazionale. Dalle spalle del suo porto si diparte una delle spiagge più belle del mondo, inibita agli usi civici e turistici dalla ferrovia ottocentesca che giunge in porto occupandone la zona nord-est. Il ponte sullo stretto comporterebbe la restituzione dell'area del porto di Messina, compresa una marina posta nel centro geografico e un tempo politico del Mediterraneo. La si può immaginare già con decine di grandi alberghi che la restituiscono alla sua migliore vocazione. Chi ragiona serenamente e non soffre di preconcetti datati al tempo che fu, non può che coglierne del ponte il valore positivo, tecnologico e pratico, trattandosi di una spinta decisiva al rilancio territoriale di aree che hanno subito da tempo una reale marginalizzazione. Insomma, chi frena il ponte è dannoso e patetico, scrive Domenico Cacopardo. Su Italia Oggi c'è anche pagina 5 interessante, laddove Alessandra Ricciardi intervista Luca Ricolfi, sociologo, politologo dell'Università di Torino, presidente della Fondazione IUM. L'antifascismo serve a Giorgia Meloni, dice Ricolfi. Se il fascismo, venendo continuamente evocato, non si vede, si rivela un boomerang. I media hanno messo Enrico Letta in croce come incapace e irresoluto, ma secondo me, dice Ricolfi, nessun leader progressista, anche infinitamente più carismatico e preparato di lui, sarebbe mai stato in grado di mettere d'accordo Conte, Bonelli, Fratoianni, Bonino, Di Maio, Renzi, Calenda. Il problema cruciale della sinistra non è la sua linea politica, ma i cacicchi, cioè i signori della guerra che capeggiano i 7-8 partiti della galassia progressista e che in passato avevano già fatto fuori, in poco tempo, anche un mamma santissima come Walter Veltroni. Le consultazioni, essendosi svolte 9 mesi dopo il voto, sono fuori del raggio della luna di miele, che di solito dura pochi mesi. Ciò conferisce al successo della destra un significato politico rafforzato, il significato del voto delle amministrative, perché il consenso a Meloni si manifesta a dispetto dell'esaurimento della fase a lei più favorevole, quella appunto della luna di miele dopo il voto delle politiche del 25 settembre scorso, sostiene Ricolfi. Da Ricolfi passiamo a Berlino, perché è una storia interessante, ce la racconta, sempre con il consueto pragmatismo e fuori dalle ideologie, Roberto Giardina. Berlino è diventata una città pericolosa per le donne. Troppi parchi, sottopassaggi e scarsa illuminazione. È ovvio che non sono né i parchi, né i sottopassaggi, né l'illuminazione un pericolo per le donne, ma i malfattori che ne approfittano. Serve quindi adottare alcuni comportamenti prudenziali, anche se invisi alle femministe. A mia nipote, Francesca, scrive Roberto Giardina, piace Berlino e già a 15 anni la visitava da sola. Non parla tedesco, ma molto bene inglese e francese. Non ha mai avuto problemi, non le ho mai consigliato come vestirsi, lo sa da sola, però le ho indicato le zone di Berlino dove era prudente non avventurarsi. Le ho dato alcuni normali consigli, eppure quanto scrivo è criticato dalle femministe in nome del politically correct. Una donna ha il diritto di andare dove vuole, vestita come le piace. Senza dubbio, ma in alcune strade corre un rischio. A Berlino, come a Roma. Anch'io ho il diritto di vestirmi come voglio, ma se mi avventuro in certe zone di Roma di notte in giacca e cravatta con una borsa di cuoio firmata, la probabilità che venga scippato e picchiato è altissima. È una vecchia storia. Quando decenni fa, per un breve periodo, diressi un giornale a Venezia, perché ero amico del mio editore Cesare De Michelis, la tipografia era a Mogliano, il lavoro finiva alle 2 di notte. Il luogo nell'entroterra, circondato da canali avvolto nella nebbia, sarà idilliaco di giorno. Con il buio ricorda film tipo Il mostro della Laguna Nera.
Avevo 3 redattrici giovani che a turno dovevano andare in tipografia per imparare il lavoro, ma ordinai che un redattore o un tipografo si impegnasse a riportarle a casa a Mestre. Le ragazze non avevano un'auto, le femministe lagunari mi insultarono. Le donne, secondo loro, non dovevano essere messe sotto tutela. Una follia a cui nemmeno risposi. Anni fa, a causa di alcuni servizi televisivi pieni di luoghi comuni, le madri scrivevano al mio giornale chiedendo se fosse opportuno mandare i figli in gita scolastica a Berlino. Certamente, le rassicuravo, Berlino è pericolosa come Roma, ma 2 minuti in TV sono più convincenti di 10 articoli su un giornale. Nella lista delle città pericolose, Berlino arriva al 60° posto su 160, quasi mezza classifica. Napoli è più a rischio. Sono classifiche che contano poco perché tengono conto di tutti i reati, anche le truffe telefoniche. Berlino è sicura se si sa dove andare, ma il punto è che i reati contro le donne, questo è il punto chiave, continuano ad aumentare. Le aggressioni sono state 3.096 nel 2019, ultimo anno prima del Covid. Erano 3.544 nel 2020, 3.800 l'anno seguente, 4.210 l'anno scorso. Le aggressioni sessuali 635, quelle che hanno provocato lesioni 2.195. Le cifre reali sono molto più alte perché non tutte denunciano quel che capita. Il consiglio della polizia è non girare da sole dalle ore 19 alle 6 del mattino. I quartieri più a rischio Friedrichshain-Kreuzberg e Mitte, il centro. Il primo è diventato meta di turisti e rimane popolare. Il secondo è il quartiere del governo, pieno centro, molto frequentato da turisti. Il 72% delle donne berlinesi dichiara di sentirsi insicura se si muove da sola per la città. 72%. Il 42% aggiunge che si sente minacciata da persone sospette. Il 26% evita le zone poco illuminate. Non aggiungo le indicazioni di strade e piazze, direbbero poco a chi non vive a Berlino. Alcuni avvertimenti sono ovvi. Evitare le stazioni del metro nelle ore notturne, benché controllate da videocamere. Non ci sono controlli né tornelli agli ingressi. Evitare i sottopassaggi. Ma a volte è inevitabile. Berlino ha poi molti parchi. Meglio non attraversarli. La sociologa Mari Dellenbach-Lose denuncia che Berlino è una città poco illuminata e aggiunge: la metropoli, come quasi tutte le città in Europa, è stata ideata da urbanisti maschi che non hanno mai tenuto conto delle donne. Penso che abbia ragione, continuo a dare consigli politicamente non corretti. Dovremmo aggiungere poi chi compie reati, ma questo Giardina lo ha raccontato tante volte. Purtroppo la percentuale, come in Italia, dei reati, la maggior parte dei reati di un certo tipo, non sono compiuti da berlinesi a Berlino e da milanesi a Milano o da romani a Roma e via dicendo. Questo è poco ma sicuro. Lasciamo con ciò anche Italia Oggi, anzi non la lasciamo perché ci sono un paio di notizie interessanti. Intanto saranno aziende del nostro nord-est, del Triveneto insomma, a costruire l'alta velocità fra Helsinki e Varsavia. Ci racconta Filippo Merli. Per esempio la ditta Rizzani costruirà una stazione a Riga e la MAEG fornirà l'acciaio. Con 870 km di linea sarà il corridoio economico dell'Europa nord-orientale. Una nuova linea ferroviaria ad alta velocità collegherà Finlandia a Polonia tramite le capitali Helsinki e Varsavia, passando per Lituania ed Estonia. Sono 870 km di TAV che saranno realizzati col contributo di 2 aziende del nord-est, la friulana Rizzani de Ecker, con sede in provincia di Udine, e la veneta MAEG, in provincia di Treviso, Vazzola. Il primo lotto dell'opera è il progetto Riga. Niente male. Invece ci porta a Busto Arsizio Filippo Merli. Busto Arsizio tax free, cioè senza tasse, per clienti stranieri. La Confcommercio chiede acquisti senza IVA. L'obiettivo è diventare una sorta di Disneyland dello shopping. Col sistema tax free, lo stesso che si può trovare negli aeroporti e nella vicina a Busto Arsizio Malpensa, per certi versi non è proprio così, ma comunque il concetto è quello lì. Il sistema del tax free per attrarre clienti stranieri extraeuropei a Busto Arsizio in provincia di Varese. Il piano è stato presentato da Confcommercio Busto Arsizio, Medio Olona, Comitato Commercianti,
a una platea di 40 commercianti locali, ai quali la proposta piace molto. Busto Arsizio vuole creare un nucleo di attività commerciali che aderiscano al sistema, per poi promuovere la nuova opportunità di acquisto senza IVA sull'asse ferroviario dell'aeroporto di Malpensa Milano che passa da Busto e in Svizzera. Il tax-free shopping è un'agevolazione riservata ai residenti al di fuori della comunità europea, che consente loro di richiedere a rimborso l'IVA pagata sugli acquisti effettuati in Italia. Infine, una segnalazione letteraria. Breve brevissimo è il titolo interessante di un libro edito da Vallecchi, Firenze, e scritto da Roberto Barbolini, recensito oggi da Diego Gabutti a pagina 9 di Italia Oggi. Barbolini, il re degli aforismi, dei racconti brevi, costipati, resi efficacemente con poche parole, con uno stile fulminante. Roberto Barbolini, autore di questo libro, breve e brevissimo, avrebbe ridotto Guerra e Pace al massimo in 10 pagine. I nostri promessi sposi non osiamo neanche immaginarlo, però l'amico Maurizio Colombini ci ha mandato una bella canzone che riassume in 10 minuti i promessi sposi, cantata, molto bella, la trovate su YouTube. Ecco qualche esempio di aforismi fulminanti di Roberto Barbolini dal libro breve e brevissimo. Pensiero debole, vattimo sfuggente. All'esame di fisica fece scena muta per non sparlare del busone di Higgs. Epitaffio per un cuoco, verrà la morte e avrai i tuoi gnocchi. McLuhan aggiornato, il mezzo è il messaggino. Musica zigana, CD-ROM. Ciò che distingue infallibilmente l'uomo retto è la faccia da culo. Questa è bella, questa la faccio mia proprio completamente. Ciò che distingue infallibilmente l'uomo retto è la faccia da culo. Così pronunci sentenze ineccepibili. Non puoi le cose giuste. Chi pronuncia le cose giuste deve avere è un uomo retto, quindi, e ha la faccia da culo. Questa mi sembra un assioma, direi, una legge universale, ineccepibile. E a questo punto direi, no, non direi niente, lasciamo perdere. Cos'è che c'è ancora? Niente, abbiamo finito di dare una sguardatina con la S davanti alle prime pagine e non solo dei quotidiani di oggi. Quindi direi che è opportuno. Cos'è che avevamo sentito? Prima il concerto brandeburghese l'avevamo già mandato? Non mi ricordo. Federico, corri in mio aiuto. Trasmettiamo ora il concerto brandeburghese. Ah, ecco, siamo lì. Allora è il secondo brano. È il secondo, come si dice in Ticino, il secondo brano che adesso trasmettiamo è il concerto brandeburghese numero 2 in Fa maggiore di Johann Sebastian Bach, l'allegro Simon Goldberg e la... No, ma l'avevamo mica già trasmesso questo qua. No, se sei sicuro tu, io mi fido, perché del mio cervello ormai mi fido molto, molto, molto poco. E faccio bene.